Salve a tutti! In questo video vi parlerò del contributo femminile al Risorgimento in Veneto. In Italia sono note alcune figure di donne che si sono distinte per il loro impegno nella lotta per l'indipendenza nazionale. Mi riferisco a figure come quella di Anita Garibaldi, la moglie coraggiosa di Giuseppe Garibaldi, di cui ricorre nel 2021 il bicentenario della nascita. La principessa Cristina Tribuzio di Belgioioso, che alcuni ricorderanno perché nel 1848 si pone alla guida a sue spese di circa 200 volontari napoletani portandoli a Milano in aiuto degli insorti, o perché nel 1849 dirige gli ospedali militari appunto durante la Repubblica Romana. Oppure ci sono figure anche come quella di Enrichetta di Lorenzo, la compagna di Carlo Pisacane, Rosalie Montmasson, la moglie di Francesco Crispi, che si imbarca insieme a lui e insieme a Garibaldini dei Mille, Adelaido Bono Cairoli, la madre dei fratelli Cairoli, quindi l'immagine della donna che sacrifica i suoi figli sull'altare della patria. Altre figure come Laura Sodera di Mantegazza o Clara Maffei con il suo salotto patriottico a Milano e tante altre che appunto sarebbe anche troppo lungo ricordare. Per quanto riguarda il Veneto, anche il Veneto ha le sue figure famose. Tra queste inserisco Jessie White Mario, che in realtà è una scrittrice, una giornalista inglese, che però sposa nel 1857 Alberto Mario, originario di Lendinara. Quando lo sposa in realtà Jessie White Mario è già politicamente impegnata, ha già conosciuto Garibaldi, Mazzini, Pisacane, Bertani ed altri patrioti italiani. E poi in particolare Jessie White segue Garibaldi in tutte le sue campagne militari, prestando la sua opera come infermiera, ma anche presta la sua opera per raccogliere fondi, per fare propaganda e infatti contribuisce molto a rendere popolare in Inghilterra la questione italiana. Poi c'è ad esempio anche la duchessa veronese Felicita Bevilacqua La Masa che nel 1848 presta soccorso ai combattenti e in tale occasione conosce Giuseppe La Masa che poi più tardi sposa. Maddalena Montalban Comello, la contessa, anch'essa contessa, che anch'essa nel 1848 presta la sua assistenza e la cura ai feriti, però è anche tra le firmatarie, tra le donne firmatarie di un appello pubblico del 12 aprile del 1848 in cui alcune donne chiedevano alle autorità di poter costituire un battaglione femminile volontario in armi, cioè delle volontarie armate. Ovviamente gli viene risposto diciamo, in maniera negativa perché questi battaglioni volontari femminili che vengono richiesti appunto durante la difesa della Repubblica di Venezia in realtà erano considerati della sorta di tentativi di intrusione da parte delle donne in un campo considerato eminentemente maschile. Però la contessa Montalbán, originaria di Conegliano, anche dopo il 1848 continua la sua opera, la sua attività anti-austriaca tenendosi in contatto con Garibaldi, tenendosi in contatto con Mazzini e con altri patrioti italiani. Tanto che nel 1863 viene arrestata e processata a Venezia insieme a Leonilde Lonigo Calvi, padovana, perché queste donne sono accusate di alto tradimento e di perturbazione della pubblica tranquillità dello Stato. Per quale motivo? Perché avevano promosso una raccolta di soldi per offrire una daga, una spada a Garibaldi, quasi un invito rivolto a Garibaldi perché riprendesse la guerra di liberazione nazionale e soldi anche per donare un album alla principessa Maria Pia di Savoia che si era sposata l'anno prima, un album contenente le immagini delle tre Venezie offerto dalle donne veneziane, triestine e istriane. Tra le donne spicca poi in particolare la figura di Antonia Masanello, che è stata recuperata soprattutto negli ultimi anni. Antonia Masanello era originaria di Celevarese di Santa Croce, nel Padovano, e nel luglio del 1860, insieme al marito, si imbarca per la Sicilia travestita da uomo, si imbarca con la spedizione Sacchi, combatterà poi nella brigata Sacchi
con il nome di Antonio o Tonino Marinello. Marinello era il cognome del marito. E quindi fa tutta la campagna militare fino al Volturno, si distingue anche per il suo valore e dopo la smobilitazione si trasferisce a Firenze col marito e qui morirà di tisi nel 1862. Viene sepolta nel cimitero fiorentino di San Miniato e il poeta Francesco Dall'Ongaro gli dedica alcuni versi della poesia, appunto la Garibaldina, che poi vengono riportati sulla lapide della sua tomba. La donna che si traveste d'uomo che va a combattere rappresenta un'eccezione, anche se in realtà, come abbiamo visto nel 1848, ci sono richieste di questo tipo da parte delle donne di formare dei battaglioni appunto di volontarie, e anche se tra le camicie rosse in Sicilia c'è più di una donna, in base alle testimonianze dell'epoca c'è più di una donna travestita da uomo. Però nella maggior parte dei casi appunto il compito della donna è quello di stare nelle retrovie, quindi assistere i feriti, assistere i combattenti, preparare delle filacce, delle bende, cucire poi delle camicie rosse e soprattutto poi diciamo svolgere un'azione di incoraggiamento nei confronti dei mariti, dei figli o dei fratelli. E in questo, è questa diciamo l'immagine della donna che viene propagandata dalla retorica patriottica, cioè la donna come angelo del focolare che deve educare i figli ai valori etici e politici e deve incoraggiarli ad andare a combattere. E questa immagine si trova ripetuta nei romanzi, ad esempio, della letteratura patriottica o anche in molte poesie o in molte canzoni patriottiche. Se andiamo anche a leggere, anche nelle memorie dei volontari ricorre questa immagine o nei discorsi dell'epoca. Ad esempio, il vicentino Luigi Rigoni, nelle sue memorie sulla spedizione di Sicilia, scrive: la donna italiana è riservata a divenire per la grande famiglia che ha nome patria ciò che essa è per la piccola patria che si chiama famiglia, ispirazione di ogni virtù, conforto di tutti i dolori. E vi sono appunto diverse poesie che insistono su questo ruolo delle donne. Ad esempio, la poesia intitolata Sorgete, ci sono questi versi: o madri, alla pugna spingete la prole, fanciulle, voi stesse con forti parole in pugno agli sposi ponete l'acciar. Se i vostri più cari tornar non vedrete, o donne italiano, per dir non piangete, ma nuovi guerrieri incuorate a marciar. Interessante è anche una poesia di Luigi Mercantini intitolata La madre veneta, in cui un po' emerge l'immagine della madre ideale. Una madre veneta in questi versi appunto si narra questa storia della madre veneta che, non ricevendo più notizie dai figli che sono impegnati nella guerra del 1859, andà appunto sul campo di battaglia per ricevere queste notizie. I figli non a caso si chiamano Attilio ed Emilio in onore dei fratelli Bandiera. Arrivata al campo di San Martino, questa donna trova la tomba del figlio Attilio, quindi si dispera per la perdita del figlio, ma appena viene a sapere che il Veneto era ancora sotto il dominio austriaco, subito si riprende il suo contegno, si rincuora, i suoi occhi, scrive Mercantini, si infiammano e fa giurare all'altro suo figlio, Emilio, di continuare a combattere fino appunto alla liberazione di Venezia, anche a costo di seguire il fratello nella tomba, e conclude con questi versi: senza figli restiam venete madri, ma non resti Venezia in man dei ladri. Anche, non soltanto le madri, ma anche le fidanzate sono chiamate allo stesso sacrificio, alla stessa abnegazione. Quindi le fidanzate non solo devono vincere la tentazione magari di trattenere i propri amati, ma devono respingerli se si comportano da vigliacchi. Nell'addio dell'innamorata al volontario, che viene scritto da Carlo Bosi nel 1848, la fidanzata inizialmente prega il proprio amato di non partire, ma subito si pente di quanto ha detto. Oh, che dissi io, perdona, no, saresti un vil, parti, la tromba suona, verrò con te, o gentil. E anche un atteggiamento simile si trova nella poesia La fidanzata del volontario, che risale invece alla guerra del 1849. E in questa poesia la fidanzata prega la Madonna di preservare, di salvare appunto il suo amato,
di farlo tornare vincitore della guerra, però negli ultimi versi si conclude: pur che salva Italia sia, muora anch'egli, ed io morrò. Quindi vediamo che l'amore per la patria viene prima dell'amore per i propri cari, degli affetti familiari. E anche Garibaldi si rivolge spesso alle donne, spingendole appunto ad avere un atteggiamento di incoraggiamento nei confronti degli uomini, o addirittura di respingerli appunto se si comportano come dei vigliacchi. E porta come esempio quello di Adelaide Cairoli, che nel 1860 aveva ben 3 figli impegnati a combattere in Sicilia. Uno era già morto a Varese, invece Benedetto ed Enrico stavano combattendo in Italia meridionale e erano stati raggiunti anche dal figlio più piccolo, Luigi. Quindi Adelaide Caroli diventa il simbolo della madre ideale, pronta a sacrificare i suoi figli sull'altare della patria. E lei stessa finisce per adeguarsi a queste immagini, ma in realtà, se andiamo a leggere le lettere di quel periodo, non è tanto contenta che soprattutto l'ultimo figlio, il figlio più piccolo, Luigi, vada a combattere. Infatti poi Luigi morirà di tifo in Sicilia. E questo rivela anche un po' uno scarto esistente tra l'immagine della donna che viene diffusa dalla propaganda, dal discorso nazionale, e la realtà, che è molto più complicata e anche più sfaccettata. Quindi vi sono ad esempio casi anche di padri e madri che effettivamente accompagnano addirittura i figli ad arruolarsi, però vi sono anche casi di madri che magari hanno sì educato i figli ad ideali patriottici, però non sono proprio contente della loro partenza, l'accettano diciamo a malincuore. C'è qui il caso dell'amore per la patria che confligge un po' per l'amore per i propri figli, ed è interessante vedere queste dinamiche. Consideriamo l'esempio di Teresa Persinotti, la madre di Giorgio Manin e la moglie di Daniele Manin. Il figlio, giovanissimo, combatte nella difesa di Venezia nel battaglione dei bersaglieri veneti, e la madre quindi gli manda una serie di lettere chiedendogli notizie, facendogli 1000 raccomandazioni, le manda cibo, denaro, vestiti. Però a un certo punto, nel marzo del 1849, chiede al figlio di rientrare a casa, cioè la richiesta è esplicita. Oh, torna a Venezia, mi sei tanto necessario, sono morta senza di te. Manin era impegnato a combattere a Marghera e a Malomocco. E addirittura, quando a un certo punto una parte del suo battaglione viene rimandato a casa, la madre appunto di Giorgio chiede di farsi inserire, che lui sia inserito appunto tra coloro destinati al rientro. Ambivalente è anche l'atteggiamento delle cugine Zanetti, Amalia e Leopoldine Zanetti, cugine di appunto Giorgio Manin. Entrambe spingono il cugino sia nel 1859 sia nel 1860 a prendere parte alle guerre per l'indipendenza nazionale, e addirittura nel 1859 Amalia si lamenta della sua condizione di donna, costretta per questo motivo a stare a casa, invidia gli uomini, e scrive: oh, se io fossi un uomo, ed anche donna, ma d'un fisico più forte ed aspetto un po' virile, quanto volentieri vi seguirei ed esulterei d'essere con voi. Però nella stessa lettera scrive anche: ma non mi sia colpa se per quanto vi gridi andate, v'abbia momenti in cui il cuore se ne risente e si stringe l'idea di ciò che andate incontro. E difatti, dopo aver saputo che Giorgio è stato ferito in Sicilia, sempre Amalia Zanetti scrive perentoria: spero che una volta guarito ne avrai abbastanza, la tua parte l'hai fatta, mi pare. E dopo aver sentito le notizie della sanguinosa battaglia di Milazzo, benedice le ferite che avevano impedito a Giorgio di partecipare a questa battaglia. Però nel 1861, quando insomma, Giorgio Manin si sta un po' riprendendo dalle ferite subite in guerra, gli scrive: e già lo sento, quando Garibaldi sorgerà ancora e ti chiamerà, io dimenticherò quanto hai sofferto e ti dirò: va Giorgio, Venezia ti aspetta. Quindi c'è appunto, si nota appunto questo rapporto dinamico e contraddittorio tra l'amore per i propri cari e l'amore per la patria. Ed è il motivo per cui poi anche molti volontari partono senza avvisare i genitori. Lo fa ad esempio, lo fa Ippolito Nievo, che il 5 maggio scrive una lettera soltanto al fratello Carlo, chiedendo appunto di mantenere per il momento segreta la sua partenza.
In realtà la madre, Adele Marin, non biasima dopo aver saputo insomma, della partenza del figlio, non lo biasima, non gli chiede di tornare indietro, anzi gli manda denaro, gli manda vestiti, chiede sue notizie, è preoccupata per la sua sorte e soprattutto poi quando parte anche il figlio minore Alessandro e raggiunge Ippolito in Sicilia. Esprime le sue preoccupazioni soprattutto in occasione della battaglia di Binazzo. La notizia di questa battaglia scrive molto agitata. Ah, mio Ippolito, non so come incominciare a scriverti, la mia anima è tutta agitata. Tremo per te, tremo per Alessandro, quantunque ragionando forse, né tu né lui eravate sul luogo del fatale combattimento. Dico fatale perché quantunque glorioso deve aver costato immensamente. Qui si sono sparse 1000 voci di sciagura. Tutto ciò che ti chiedo, perché spero che essendo l'amministrazione dell'armata non ti sarai battuto. Per Alessandro poi spero non fosse giunto quando partì Garibaldi per Milazzo. E quindi Adele Marin, e anche in un'altra lettera, poi si definisce orgogliosa dei propri figli, ma sarà veramente contenta, scrive, solo quando li avrà tutti sani e salvi a casa. Sì, perché poi nel frattempo, oltre ad Ippolito ed Alessandro, era partito anche il fratello maggiore Carlo. Quindi Adele Manin alla fine però capisce le motivazioni dei figli e li appoggia, in altri casi invece predomina proprio l'istinto materno. È il caso della madre di Luigi Cavalli, Lucia Pedon, da poco rimasta vedova, nel 1866 appunto scrive al figlio ordinandogli in maniera piuttosto perentoria di non combattere nella guerra appunto che era imminente. Cavalli, Vicentino aveva già combattuto con Garibaldi nel 1860, era stato uno dei 1000, però la madre questa volta gli dice chiaramente che deve serbarsi soltanto a lei, che lei appunto è sola al mondo, non ha nessun altro tranne lui, quindi lui ha il dovere di non esporre la sua vita come aveva fatto invece in passato, perché nel caso dovesse succedergli qualcosa lei morirebbe dal dolore. Lo stesso atteggiamento quasi un po' ricattatorio si trova nelle lettere che la sorella Giuseppina scrive a Remigio Piva, che Rodrigino dei Mille, aveva partecipato anche alla guerra del 1859, nel 1861 è pronto a combattere ancora. È per questo che la sorella gli scrive, proprio nel gennaio del 1861, immaginare non puoi di quanto rammarico non ci siano cagione quelle 2 o 3 linee con le quali ci spieghi la tua risoluzione nel voler riprendere le armi nella prossima primavera. Tu ormai adempiste al dovere di patria, esponendo non una ma più di 10 volte la tua vita per amore di essa. Ora tu non potrai essere giammai tacciato di vile, ma bensì decorato del titolo di prode e valoroso figlio della patria. Duopo e quindi, se nutri ancora, e ne sono certa, amore per la tua famiglia, per la povera mamma, duopo si è che tu faccia della tua volontà un sacrificio abbandonando un tale pensiero. Quindi qua si chiede di sacrificare l'amore per la propria patria agli affetti familiari. E ci sono poi alcuni genitori e alcune madri in particolare che vanno oltre, cioè nel senso che partono alla ricerca dei figli che sono partiti per arruolarsi. Guido Silva ricorda le molte donne, dice madri, sorelle, fidanzate, che erano state in grado durante le guerre per l'indipendenza nazionale di sacrificare i propri affetti familiari per amore di quella famiglia più grande che era la patria. Però ricorda anche che nell'aprile del 1860, alla partenza dei volontari da Bergamo, alcuni di questi giovani scappati, diciamo, all'insaputa dei genitori, poi rincorsi da questi, si nascondevano sotto i vagoni del treno. E anche Giuseppe Cesare Abba racconta il caso della madre di Riccardo Luzzatto, che addirittura arriva fino a quarto per cercare di bloccare il figlio senza però riuscirci. Quindi ci sono donne, il panorama è molto ampio, ci sono donne che arrivano a sfidare le convenzioni sociali, addirittura travestendosi da uomini, donne che affrontano arresti e processi, donne che rimangono, operano nella clandestinità facendo propaganda, raccogliendo fondi o assistendo comunque i feriti, donne che appoggiano e incoraggiano i propri figli o comunque diciamo non li ostacolano nelle loro scelte, e donne che mettono invece l'amore materno al di sopra di qualsiasi altra cosa. Concludo con un'osservazione. Per molte donne la lotta per l'indipendenza e la libertà della patria e dell'Italia
si accompagna anche a un forte desiderio di emancipazione e di effettiva cittadinanza, cioè di una cittadinanza attiva. Abbiamo visto già nel 1948 addirittura la richiesta di poter prendere in mano le armi. Una cittadinanza attiva che sarà un traguardo ancora lontano da raggiungere. Comunque fanno sentire la loro voce ugualmente. Ad esempio nel 1866, in occasione del plebiscito di Unione del Veneto al Regno d'Italia del 21-22 ottobre, il diritto di voto è esteso a tutti, però a tutti gli uomini, ai maggiorenni. Le donne sono escluse e anche se sono escluse si costituiscono delle commissioni femminili che raccolgono comunque il voto delle donne e lo inviano a Vittorio Emanuele II come prova appunto anche della volontà delle donne venete di essere unite al Regno d'Italia. Ecco, vi leggo l'appello fatto alla popolazione femminile dalla Commissione appunto delle donne di Dolo per il plebiscito, datato 21 ottobre 1866. Anche noi donne italiane abbiamo diritto e dovere di esprimere il nostro voto e di concorrere a proclamare l'unione di queste province alla grande famiglia italiana. Abbiamo divisi i dolori, i tormenti, le umiliazioni dei nostri padri, dei fratelli, degli sposi, dei figli. Abbiamo pianto con essi e forse più di essi abbiamo maledetto l'austriaco tiranno che ci divideva dai nostri cari e del forzato abbandono ci dileggiava con l'ironia, con lo scherno, con l'insulto. Perché oggi non prenderemo parte attiva alla loro gioia? Perché non mostreremo all'Europa che le donne d'Italia dividono con gli uomini non solo gli affetti ed i pensieri, ma anche le patrie aspirazioni? A questo scopo noi ci siamo riunite in commissione, abbiamo preparato un indirizzo al Re al quale tutte le donne del comune di Dolo sono invitate ad apporre la loro firma. Sarà il plebiscito femminile di Dolo, che costituitosi ad esempio di Padova e di altri luoghi, darà come in quelli splendidi risultati. Quindi non solo a Dono ma anche in altre parti del Veneto si formano queste commissioni femminili che raccolgono il voto delle donne appunto perché si vuole dimostrare che anche le donne vogliono l'unione al Regno d'Italia sotto governo monarchico costituzionale di Re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori.